Premetto che secondo me la Sardegna è un'isola molto spirituale da sempre, l'ho sempre percepita così. E quindi oggi ho avuto un'ulteriore conferma con questa tratta da Laconi a Gesturi, in cui abbiamo attraversato queste campagne meravigliose, lavorate con tanto amore, e poi abbiamo fatto una tratta dell'ex tracciato ferroviario che ora ha dismesso, per cui abbiamo avuto anche il privilegio di vedere degli scorci inediti, perché erano visti solo da chi andava in treno, e diciamo che tutto il percorso è stato pervaso da una spiritualità che ci ha portato fino a Gesturi, dove ci ha atteso la visita di tutto quello che riguarda Fra Beato Angelico. Ed è stata un'esperienza molto forte, soprattutto sentire la popolazione come vive fortemente questa devozione. Beh, è una proposta unica perché la Sardegna è una terra unica, e quindi l'idea di camminarla e quindi di respirarla, perché secondo me è un'isola anche molto profumata, di girarla lentamente a piedi, in bicicletta, ma alla fine anche a cavallo, per chi è pigro e non vuole girarla a piedi, è sicuramente un modo sostenibile e di conoscere tutta la ricchezza lenta che esiste in quest'isola, che sicuramente è un'isola che vive di lentezza, e infatti qui la gente vive più a lungo. Secondo me basta cambiare prospettiva nel vedere queste parole. Pocos, fortunatissimi, così la sostenibilità è più facile perché c'è molto meno inquinamento. Locos vuol dire creativi, come l'arte, e l'arte qua gli artigiani sono artisti. L'artigianato sardo per me è arte pura. E Malunidos, così almeno ci sono i cammini per unire tutte le comunità. Quindi direi che la vedrei in Eravamo stati l'anno scorso in Sardegna, avevamo già attraversato dal sud al nord tutta la Sardegna, e in questa zona precisa non c'eravamo stati. È stata molto bella in realtà la Giara ieri, che abbiamo visto attraversata ieri. Vabbè, panorami pazzeschi come sempre, la Sardegna già ce lo ricordavamo. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere alcune istituzioni, alcuni personaggi del paese qua oggi, con artigiani che ci hanno dimostrato come sempre la qualità dell'artigianato sardo, che continua a essere un'eccellenza che abbiamo in Italia. E beh, come abbiamo detto più volte in questi giorni, cioè, i sardi hanno la Sardegna e quindi questa è la loro bellezza. Come si sa, la Sardegna è una terra ricchissima da tantissimi punti di vista, quindi è stata una bella esperienza, e il cammino poi aiuta sempre a unire le persone, unire un po' lo spirito e le emozioni che si provano, insomma, in gruppo sono sempre positive, danno una certa speranza verso il futuro, insomma. Certamente, noi stiamo lavorando da diversi anni, svariati anni, su appunto la promozione di un turismo lento. Più che un turismo lento è un turismo che deve essere per forza responsabile. Diciamo che non è sempre così, però se si vuole fare una fotografia delle personaggi che appunto camminano o frequentano qualsiasi terra, perché poi si tratta di viaggiatori e non solamente turisti. E i viaggiatori hanno la differenza che hanno presente cosa significa rispettare un territorio. E quindi da banalmente la sporcizia a terra non si getta, o queste piccole cose che rendono appunto un viaggiatore, non un turista, ma un viaggiatore che quindi si occupa anche del terreno che vive. Quindi sicuramente il turismo sostenibile, il turismo lento, può essere una via interessante per continuare a vivere di turismo, ma in una maniera più responsabile, sia per noi stessi come uomini che per il pianeta Terra, insomma. Questo è un problema che, beh, è riscontrato in Sardegna, ma non solo in Sardegna, perché il campanilismo è in Italia è da sempre che esiste. Il cammino può essere, noi abbiamo visto diversi esempi, che può essere il là per dare il via a una congiunzione tra magari due paesini che
da anni magari non si sono mai parlati, però per nessuno motivo, perché alla fine i motivi non esistono più, non si ricordano nemmeno più magari i motivi per cui era partito questo campanilismo. Quindi certamente il cammino unisce, e anzi noi quello che consigliamo sempre come va sentiero è che se avete delle diatribe tra persone o ci sono dei litigi, il cammino insieme unisce e sicuramente rafforza il rapporto. E le discussioni vengono meglio camminando, insomma, perché si ha la mente magari più ossigenata, si ha più tranquillità, si fa un movimento continuo e lento, una sorta di meditazione che aiuta sicuramente a calmare gli animi. Allora, forse conviene fare anche una premessa, cioè noi siamo in qualche modo la casa editrice leader in Italia nel settore delle guide per i cammini. Abbiamo incominciato a pubblicare le prime guide all'inizio degli anni 2000, quindi abbiamo più di 20 anni di esperienza. E nel corso di questo tempo abbiamo anche incominciato, vuol dire, a occuparci dei cammini che non esistono ancora, o stanno per nascere. Veniamo coinvolti, cerchiamo di essere coinvolti nelle situazioni dove le istituzioni o le associazioni, i territori incominciano a pensare che questo tipo di attività, che in qualche modo coniuga le tradizioni popolari dei luoghi, ma un turismo nuovo, diverso, che sta crescendo con dei numeri anche importanti, si incontrano per inaugurare nuovi percorsi o per rilanciare vecchi percorsi. Questa è la ragione per cui siamo qui in questi giorni e la ragione per la quale da alcuni anni collaboriamo con la Regione Sardegna, che è molto impegnata, positivamente impegnata in questo ambito, e in qualche modo la nostra presenza in queste 2 o 3 giornate di lavoro a noi consentirà di fare un po' un punto della situazione di quello che sta nascendo e ci auguriamo di poter dare un contributo in base all'esperienza che abbiamo, ma soprattutto alla raccolta di esperienze che quotidianamente stiamo facendo da tanti anni, perché ci sono tanti problemi nel lanciare e consolidare un percorso, un cammino. E quindi se si riescono ad avere informazioni su come altrove certi problemi sono stati risolti, si fa più in fretta e magari anche meglio. Allora, intanto la Sardegna è un luogo particolare per la storia di quest'isola, della sua cultura, ma anche la storia proprio geologica. Ed è una regione che per troppo tempo è stata conosciuta a livello turistico solo per il mare, che è bellissimo, ma c'è un entroterra straordinario, molto più ricco, a mio parere, rispetto alle spiagge, perché si differenzia nel suo modo di essere, anche soltanto nei linguaggi, che non sono gli stessi tra il sud e il nord. E sicuramente i cammini nell'entroterra della Sardegna sono un patrimonio turistico che finora non è stato sfruttato. Quindi si apre un mondo, a mio parere, che affianca la devozione locale, perché la maggior parte dei luoghi di pellegrinaggio, salvo magari il giorno di una festa particolare che attira dei turisti anche dal continente o da fuori Italia, è prevalentemente un vissuto delle popolazioni del luogo. Queste forme nuove di innestare su una tradizione, un percorso, un'accoglienza turistica reale, e nell'occasione di un percorso devozionale consentire ai turisti di conoscere delle realtà che sicuramente sono ignorate, è un'opportunità che caratterizza la Sardegna più di altre zone d'Italia, che sono più conosciute anche perché sono più facili da raggiungere. Noi siamo assolutamente consapevoli che per arrivare in Sardegna o si piglia una nave o si piglia un aereo, e non sempre è facile e comunque costoso, quindi finora tante persone che amano questo tipo di turismo hanno delle opportunità in continente che sono meno problematiche o meno costose in partenza. Però questo patrimonio, se valorizzato, può diventare un elemento di attrazione sicuramente in grado di competere. Fermo restando che non è un turismo di massa, cioè non è che lungo i grandi cammini ci sono milioni di persone. E io dico anche per fortuna, io ieri mattina ho camminato lungo la Giara
ed era la prima volta che la attraversavo a piedi, e devo dire che ho immaginato che potesse esserci tantissime persone a godere questa esperienza formidabile, ma mi sono augurato che non siano troppe, perché mi sembra che anche quello sia un territorio che ha delle sue fragilità che vanno rispettate, perché duri sempre. Questo io penso che sia una delle grandi scommesse, perché allora, noi pensiamo che il turismo sia una grande occasione di incontro. Noi pensiamo che il turismo lento sia un turismo responsabile, sostenibile, e in questo senso presuppone di muoversi sui territori con attenzione e col desiderio di conoscere. E quindi il turismo deve essere un'opportunità economica che però non stravolge la comunità locale, la arricchisce ma senza distruggerla, metterla in crisi. Perché questo possa avvenire in territori relativamente piccoli, come sono i piccoli comuni lungo un percorso, è indispensabile che queste realtà imparino a dialogare tra di loro, in modo che chi arriva a camminare abbia la sensazione di muoversi in un territorio che è tutto accogliente, non che c'è un comune che raccoglie, l'altro che chiude i cancelli e guarda con diffidenza chi cammina con lo zaino sulle spalle. E perché questo funzioni, perché ci siano i servizi necessari per sviluppare il turismo, le comunità locali devono imparare a dialogare tra di loro. Io penso che una delle ragioni per cui questo tipo di sviluppo turistico in Sardegna non si è ancora sviluppato quanto sarebbe logico pensare, nasce anche dalle difficoltà che caratterizza un po' la personalità dei sardi, che devono imparare comunque a comunicare tra di loro. Il futuro sta lì. Dunque, a costo di sembrare retorico, che la Sardegna sia bella è un dato di fatto, nel senso, nel mondo si sa, i sardi hanno la Sardegna, però i sardi hanno anche i sardi, questa è una cosa che mi ha colpito molto. Io penso di aver trovato poche volte in vita mia delle persone così appassionate del proprio territorio, della propria terra, per quel che riguarda la natura, l'offerta naturalistica ovviamente, l'altipiano della Giara e tutti i suoi dintorni, ma la grande passione, la grande conoscenza delle tradizioni, del folklore, e veramente questo è un aspetto che non va assolutamente sottovalutato in qualunque cammino uno si trovi ad affrontare, perché i cammini sicuramente sono fatti di paesaggio, di territorio, ma sono fatti anche di quel paesaggio che è sonoro da una parte e un paesaggio umano dall'altra. Per quel che riguarda questa tappa, il camminare in Sardegna, il paesaggio sonoro è fatto di silenzi meravigliosi che ti rendono meditabondo, invitano alla contemplazione, soprattutto se uno ha la possibilità di camminare in Sardegna da solo, ma anche in compagnia, c'è abbastanza spazio per rimanere da soli pur essendo in compagnia. E poi appunto, come dicevo, il paesaggio umano che è di una bellezza e di come si dice, di un entusiasmo raro. E credo sia uno dei punti a favore dei cammini della Sardegna, sono le persone che si possono incontrare. Posso dire piuttosto questo: ognuno cammina in realtà per le proprie ragioni più intime. Il cammino è sicuramente un percorso spirituale anche per chi cammina in maniera laica, nel senso che in Italia abbiamo ovviamente molti spunti di tipo religioso. La via Francigena ripercorre le vie di Sigerico nel Novecento, nel X secolo, da Roma a Canterbury, quindi Roma è meta di pellegrinaggio. Abbiamo il cammino di San Benedetto in centro Italia, in Sardegna abbiamo Santa Barbara, San Giacomo, no? Il cammino di San Giacomo, che poi sarebbe Compostela, no? Un cammino compostelano. Questo è si mette nella fitta offerta di cammini di sfondo religioso, ma ripeto, ognuno cammina per le proprie istanze e si avverte una spiritualità sempre comunque anche in termini laici. E la Sardegna è assolutamente un territorio che propone, offre questo per sua natura, dal punto di vista appunto dei paesaggi, della conformazione del territorio, della natura, delle piante, della fauna e poi, ripeto, appunto degli incontri con le persone. E proprio invita alla contemplazione la Sardegna, secondo me.
È uno strumento efficace, questo io ne sono convinto, perché il problema che sollevi, probabilmente io questo non so, in Sardegna magari più sentito, ma tra virgolette, diciamo, il campanilismo è come dire, un problema, sì, un problema molto, molto italiano, è frutto della nostra storia, della storia dei comuni, di un paese che è sempre stato frammentato come popoli, come lingue, come tradizioni. Il cammino è uno strumento che avvicina le persone, e che avvicina le persone in uno sforzo comune. Il camminare non è per forza uno sforzo atletico o sportivo, perché ognuno cammina per la distanza, il tempo che può, con le energie che ha, però sicuramente implica uno sforzo fisico, questo sì. E nello sforzo fisico ci si accomuna, cioè avvicina le persone, il condividere una tappa insieme, il raggiungere un obiettivo. Il cammino viene usato molto, in Europa viene usato anche a fini terapeutici, per esempio, no? Con i ragazzi che hanno problemi, disabilità, oppure ragazzi che hanno problemi con la legge, no? Questa idea di avere un obiettivo comune da raggiungere avvicina le persone. Come avvicina le persone, secondo me avvicina le comunità, è indiscutibile. Anche perché poi bisogna andare in un percorso di cogestione di un territorio. Un cammino funziona bene se quel comune se ne occupa, quell'amministrazione se ne occupa, ma anche se quella contigua se ne occupa. Inevitabilmente porta al dialogo fra le comunità, fra le amministrazioni, i comuni. È uno strumento efficace e importante, secondo me, in tutta Italia. Come primo cittadino, come fedele, come pellegrino, perché poi ho avuto modo la tappa di ieri di partecipare. Quindi è stato emozionante, bello attraversare poi assieme ad altre persone che erano camminatori professionisti, quindi giornalisti che apprezzavano il nostro territorio, e quindi sono rimasto colpito, e quindi mi ha fatto molto piacere. Questo progetto poi l'ho sposato subito, perché essendo il nostro territorio, conosciamo la Giara, però c'è molto da lavorare, quindi promuovere il nostro territorio, farla conoscere all'esterno, è sempre bello, no? Poi inoltre io lavoro sull'altopiano della Giara, e quindi oltre alla Giara poi quando abbiamo creato questo percorso si è pensato di trovare un connubio, perché il cammino è religioso, quindi si parla di spiritualità, e quindi Beato Nicola, Sant'Ignazio, però non potevamo lasciare fuori la Giara, un territorio molto bello dove abitano i cavallini della Giara. E quindi niente, siamo arrivati poi a Laconi. Oggi si è fatto il percorso inverso da Laconi a Gesturi, e quindi quando sono arrivati, io oggi non ho partecipato, però ho intervistato, chiesto ai camminatori chi ha partecipato a questa tappa, che impressioni hanno avuto. Mi hanno comunque confermato della bellezza del territorio, quindi per me, che rappresento la istituzione, da sindaco, che rappresento il mio paese, non posso essere che felice e contento e soddisfatto di questo, e mi auguro che sia solo l'inizio, perché questo stiamo lavorando proprio per far sì che questo percorso si cammini tutto l'anno, anche perché questo progetto è nato, camminiamo in Sardegna in un periodo che non agosto, non settembre, non luglio, ma a ottobre, che è per allargare, proprio allungare la stagione. Assolutamente, questa è una fase molto importante, perché il campanilismo non porta da nessuna parte. Dobbiamo capire che bisogna fare rete. Io per esempio, da quando sono sindaco, abbiamo costituito la fondazione Cammini Religiosi con altri comuni più grandi di Gesturi. Prima eravamo il paese più piccolo, adesso è Burutta, ma con Sant'Antioco, Dorgali, Orgosolo, Galtellì, Luogo Santo,
l'Acconi, quindi adesso entrerà anche a far parte della fondazione anche Porto Torres, quindi non posso che essere orgoglioso di questo, quindi penso che porteranno dei benefici per il mio paese e per tutto il territorio. E ripeto, in questa fase, per esempio, quando mi è stato chiesto proviamo a costruire un percorso, abbiamo inserito Genoni, che non fa parte dei cammini, però è un altro paese dove ci offre tante cose da vedere, fa parte del territorio, quindi ci si allarga coinvolgendo altri comuni, e ben venga, perché comunque, ripeto, fare rete sarà molto importante, perché da soli non si va da nessuna parte. Penso che il fine sia quello di portare il pellegrino a visitare Gestori, a abitare a Gestori, a vivere a Gestori in tutti i suoi aspetti, no? Quindi magari che il pellegrino venga, si trattenga, faccia un giro come abbiamo fatto oggi, che con i giornalisti li ho accompagnati a conoscere alcuni artigiani, hanno dormito nei B&B, hanno mangiato nei nostri ristoranti, quindi conoscere il paese dal punto di vista ambientale, naturalistico, archeologico, enogastronomico, dal punto di vista soprattutto poi spirituale, perché poi a Gestori abbiamo tante chiese e poi abbiamo il Beato Nicola, che è il nostro cittadino più illustre, che lui, chiamato anche frate Silenzio, come conoscono in tanti, non parlava tanto, però con il suo fare, con il suo modo di vivere, ci ha trasmesso tanto, e quindi questo invitiamo a venire il pellegrino proprio per vivere queste sensazioni che il nostro paese offre e dà a chi viene a visitarlo. Sicuramente questo dei cammini soprattutto quelli religiosi, legati allo sfondo religioso, ma non solo, insomma il cammino in generale, sono un qualcosa che trovano notevole riscontro di interesse da parte, insomma, non solo degli appassionati del camminare, ma soprattutto anche di chi vuole, insomma, in qualche modo ritrovare se stesso, camminare all'insegna visitare dei luoghi all'insegna dell'aspetto, insomma, spirituale, all'insegna del condividere, perché poi questo è l'aspetto centrale dei cammini sotto l'aspetto religioso. E noi, insomma, pensiamo che la nostra comunità, insomma, sotto questo punto di vista, non solo per quanto riguarda già di per sé la rilevanza naturalistica che noi, insomma, esprimiamo con l'altopiano della Giara, anche tutto l'aspetto, insomma, culturale, tradizionale che contraddistingue la nostra comunità, ma anche e soprattutto l'aspetto, in particolare l'aspetto religioso. Per l'appunto siamo il paese che, insomma, ha dato i natali al Beato Nicola, Fra Nicola, prossimo santo, e quindi è, insomma, una meta alla quale non si può certamente rinunciare in questo cammino legato all'aspetto spirituale. Sicuramente contribuisce in modo notevole, anche perché insomma, ci mette di fronte a una constatazione ovvia, che è quella che cose importanti si possono fare solo nella misura in cui sappiamo condividere insieme agli altri, quindi alle altre comunità, agli altri paesi che abbiamo vicino, appunto progetti come questo, per l'appunto. La sfida futura, per quanto riguarda la questione legata al cammino, certamente che il cammino diventi una realtà importante sempre di più, insomma, e quindi è anche uno strumento, lo vediamo anche come uno strumento importante, formidabile per, insomma, far conoscere il nostro paese, farlo apprezzare, farlo vivere.
Quindi si coniuga benissimo con quelle che sono le idee di sviluppo che ha la nostra comunità, la nostra amministrazione, legate soprattutto alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale, ambientale e anche religioso.